Politica in tempesta, l'Italia affonda. I partiti, come piccole barche, vengono travolti tra scandali, conti allo sfascio, tasse massacranti e una crisi distruttiva. Acque agitate anche per la Lega Nord, che naviga tenendo in piedi la barca con la prua dritta verso un futuro incerto. Si riparte da Venezia, senza Bossi, senza il Senatur, senza ampolle, senza il folklore irriverente degli anni ruggenti. Questo è un altro carroccio, è quello di Maroni, è quello di Tosi e di Caner, il nuovo che avanza, che si presenta a Venezia il 7 ottobre per la festa dei popoli padani nel segno della sobrietà. Più che morigerato, sicuramente più serio, quindi non ci saranno riti, ampolle, cose che non risolvono i problemi della gente. Risolvere i problemi della gente, questo è il primo comandamento della Lega della nuova generazione che prima di salpare da Venezia ripara la barca. Le onde dello scandalo hanno danneggiato lo scafo, ma non lo hanno mandato a picco. Oggi il carroccio, secondo i sondaggi, in Italia si assesta tra il 5,5 e il 7%. Sì, diciamo, è ovvio che la questione bel sito, cerchio magico, l'abbiamo pagata carissima, perché abbiamo perso grosso modo metà dei voti. Quindi è stata una cosa tremenda, ha fatto male moltissimo a noi e ovviamente ha deluso l'elettorato. Però è anche vero che siccome la Lega, al di là di quelle poche persone, è quella di prima, sindaci, presidenti di provincia, governatori, Zaia in primis, il movimento, Maroni, militanti. La Lega si prepara a riprendere il largo, il vento è cambiato, navigano nomi nuovi, Grillo, Montezemolo, Giannino, ma quello più ammirato dalle parti del carroccio è Matteo Renzi. È lui il sasso nello stagno, capace di smuovere le acque paludose in cui si è incagliata la vecchia politica. Tifo per lui. Pensieri e parole di Federico Caner, numero 1 della Lega in Consiglio regionale Veneto, che spiega: Renzi è un mio coetaneo, le idee corrono sulle gambe dei giovani. Un deciso cambio generazionale farebbe bene non solo al centrosinistra, ma anche agli altri partiti. Rottamare le vecchie logiche, così nel mare in tempesta della politica la Lega salpa da Venezia con un progetto nuovo e con una raccolta di firme per chiedere che il 75% delle tasse resti nel territorio. Lo scopo è quello di contrattare con Roma e dire: noi vogliamo che il 75% delle risorse resti qua. E questo lo diciamo al PD, al PDL, a Montezemolo, a chiunque, gli diciamo: questa è la nostra proposta, se volete ragionare ci confrontiamo da questa base.